È stata inviata anche all'assessore all'istruzione della Regione Veneto Donna Zan e ai consiglieri regionali Baldin, Dolfin e Montanariello una richiesta di delucidazioni per la deroga alla prima classe alla scuola primaria Lombardo Radice di Boscochiaro di Cavarzere, volendo richiamare l'attenzione sulla particolare situazione che la stessa sta vivendo. Si tratta dell'unica scuola primaria rimasta nelle frazioni del comune di Cavarzere, un presidio scolastico e sociale per salvare il quale si è attivato anche un comitato. Le iscrizioni alla classe prima della scuola Lombardo Radice di Boscochiaro sono state in totale 12, cifra che ha determinato lo spostamento dei 12 bambini alla scuola primaria d'Annunzio di Pegolotte di Cona, dove peraltro le iscrizioni sono state solo 11. Le due scuole distano una dall'altra una ventina di chilometri e una buona parte dei bambini iscritti abita ancora più lontano. Lo scorso 20 maggio il comitato Salviamo la scuola di Boscochiaro, con l'appoggio dell'intero paese, ha organizzato una mobilitazione generale con un corteo che si è snodato per le vie della frazione con l'intento di sensibilizzare le autorità sull'importanza sociale che questo plesso rappresenta per la zona. In questi giorni c'è stata una nuova iscrizione alla classe prima dell'Istituto Radice. Il numero attuale dei bambini iscritti quindi è salito a 13, numero che in base alle deroghe di legge consentite permetterebbe la concessione in deroga alla futura classe prima, una soluzione provvidenziale che è stata tra l'altro confermata negli incontri pubblici che si sono tenuti con le autorità scolastiche e cittadini a Boscochiaro in questi mesi. Nel corso dell'ultima seduta del Consiglio Comunale di Cavarzere è stata votata all'unanimità la deliberazione numero 23 del 13 giugno scorso, avente ad oggetto mozione a sostegno della formazione della classe prima della scuola primaria Radice di Boscochiaro per l'anno scolastico 2023-24, presentata dai consiglieri Pasquali e Fumana. Viene quindi richiesto che sia concessa la deroga all'istituzione della classe prima della scuola primaria e che venga data comunicazione degli sviluppi sulla questione ai genitori in modo da poter rimanere informati. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.